Ben trovate cari amiche e cari amici telespettatori di Teleregione Sardegna. 37,5 gradi è ancora ad Oristano in compagnia di Tonino Mattu, un giovane artista nato a Fonni ma residente ormai da tantissimi anni qui ad Oristano. Stiamo parlando dei suoi lavori, dei suoi quadri, della sua arte, come vi avevo promesso in una scorsa puntata di 37,5 gradi, che vi avrei portati a conoscere più da vicino questo artista e a vedere più nel dettaglio le sue opere. Iniziamo subito con Tonino parlando di questo quadro, Tonino, che pare di vedere, vista la tecnica qui sicuramente hai utilizzato il carboncino, un'immagine sfoccata dal tempo, una fotografia, forse un innamorato o un'innamorata che ha avuto una delusione e ha strappato la foto del suo amato e non si vede più, incomincia a perdersi nel tempo e nel ricordo. Descrivilo tu questo quadro. Dunque, questo lavoro fa parte del ciclo Impotenza generandi, quindi, Traduciamo? quindi sarebbe impossibilità di generare, tradotto dal latino. In pratica ho preso in prestito questo linguaggio dal mondo della medicina e questi lavori hanno come fine quello di parlare della società che ci circonda. In che senso? Dunque, in questo quadro in particolare e negli altri lavori di questo ciclo vediamo delle immagini dove delle persone, le immagini, le persone raffigurate nel quadro sembrano... Quindi l'amore non c'entra niente qui? Beh, sì, rientra anche il tema dell'amore, perché in pratica le persone che sono raffigurate in questi lavori sembrano quasi avere l'impossibilità di emergere, di rappresentare e di esprimere la propria identità. In questo lavoro, ad esempio... Compresse in una società che non ti dà spazio. Esattamente, quindi questi quadri vogliono stimolare ad una riflessione su quelle che possono essere le potenzialità personali di ognuno di noi nella società contemporanea. Ci vengono dati effettivamente dalle istituzioni, dalle persone che ci circondano, la possibilità di esprimere la nostra personalità. Allora, È una bella domanda questa. questo è l'interrogativo che vuole porre questo quadro. Ad esempio, in questo caso vediamo un giovane che in giacca e cravatta, quindi Pronto ad affacciarsi nella società. esattamente, un abbigiamento da lavoro, Certo. che però vediamo è privo di volto, non ha espressione, anzi l'immagine è addirittura tagliata, o comunque giustamente come hai detto tu, come se fosse una foto strappata. Rientra il tema dell'amore, perché ovviamente una persona che non è in grado di esprimere se stesso a livello sociale, a livello lavorativo, Affettivo. quindi non può esprimersi anche dal punto di vista affettivo, perché nella nostra società ovviamente non è più come un tempo che tu puoi formare una famiglia e comunque in qualche modo ti verrà data la possibilità di portare avanti la tua vita affettiva familiare. Si può fare anche oggi, sì, però le persone si pongono un interrogativo che forse prima non si ponevano. Come posso io crearmi una famiglia e quindi legarmi stabilmente ad una persona se io non sono messo nella condizione di poter... E questo è un bel tema, questo è veramente un bel tema, Sì, anche perché qualcuno, non ti voglio interrompere, ma qualcuno proprio poco tempo fa accusava i giovani di non avere il coraggio di andare via dai propri nidi, dalla casa accogliente dove c'erano i genitori che pensavano a tutto. E questa è la verità, cari amici, purtroppo non sono i ragazzi giovani che non hanno voglia di andare via, che in effetti forse non hanno la possibilità di andare via e di costruire il loro futuro. Bene Tonino, ma tu hai parlato di un ciclo, quindi questo è il primo. Andiamo a scoprire anche gli altri, andiamo a vedere il resto della sequenza del lavoro. Come in una proiezione di PowerPoint, noi piano piano andiamo a scoprirli tutti quanti. Chiedo a Salvatore, che è il nostro bravissimo regista e operatore, di seguirci e andiamo a vedere questo viso. Qui pare di vedere un ufficiale, un soldato
viso è austero, molto scuro, anche qui probabilmente la tecnica utilizzata è quella del carboncino, del quale non si vedono gli occhi, ma che guarda con non poca preoccupazione verso un orizzonte che sembra allontanarsi sempre di più. Sì. Questo lavoro, dunque, in questo lavoro io ho ripreso una foto di un soldato della seconda guerra mondiale e ho fatto una rielaborazione cercando di spingere il fruitore del quadro, chi guarda il quadro, ad una riflessione critica sugli eventi storici. In questo caso, ad esempio, la particolarità di questo quadro è che l'immagine, che comunque ci richiama subito il passato, comunque un evento che è già trascorso, è in contrasto con un elemento che in realtà è totalmente scisso da quello che può essere un uniforme, ad esempio, del periodo, cioè un'immagine che è precisamente quella che si trova nel colletto, che appartiene al mondo nostro contemporaneo. Quindi le due cose sono in contrasto. Da una parte il mondo austero di un militare, di un soldato della seconda guerra mondiale, di un evento che a noi richiama immagini comunque drammatiche, in contrasto con un elemento del tutto frivolo, se vogliamo usare questo termine. Quindi questo deve generare uno stridio notevole. Sì, nello spettatore da una parte è un'opera ovviamente da una parte sarcastica, ma dall'altra voglio che chi guardi quest'opera venga messo nella condizione di riflettere e quindi di portare eventi del passato nel nostro presente. E quindi anche questo lavoro si può ricollegare. Per non dimenticare, si può dire. Per non dimenticare e soprattutto per creare una comparazione tra passato e presente. E per fare questo ho usato questa tecnica, questo accostamento che da una parte può essere un po' brutale, forse potrebbe essere considerato anche irriverente, io questo poi non lo vado insomma, non vado a indagare. Scusami questo piccolo inciso, Tonino. Spesso i critici vogliono interpretare, ritengono di aver interpretato chiaramente a loro modo il significato di un'opera, ma entrare nell'animo dell'artista e cercare di scoprire il suo messaggio, cioè quello che lui ha voluto dire, credo che sia tutt'altra cosa, perché quello che è dentro il nostro animo rimane dentro il nostro animo. Però io, come vi avevo promesso, cari amici telespettatori, non mi voglio fermare qua con Tonino Mattu, perché c'è ancora altro da vedere e ancora altro da dire, e quindi io spero di aver suscitato la vostra curiosità e vi chiedo di continuare ad avere la pazienza e quella simpatia soprattutto che ci state dimostrando ogni qualvolta capita di incontrare qualcuno che ci dice: state facendo bene la trasmissione, l'emittente sta portando avanti un discorso molto importante per la Sardegna, perché parla delle nostre cose, delle nostre tradizioni, sia in ambito culturale, in ambito di tradizioni popolari, in ambito sociale, un po' tutto quello che riguarda la nostra isola. E allora io vi chiedo di avere la pazienza di continuare a seguirci, perché noi continueremo a parlare con Tonino Mattu per scoprire anche altre sue opere, perché il ciclo, al quale lui ha dato un titolo molto importante, Incapacità di generare, non solo deve indurre una riflessione forte, ma prosegue il cammino, per cui vi chiedo di avere pazienza e di seguirci nella prossima puntata di 37 gradi e mezzo. Io mi fermo qui e vi saluto, arrivederci.